Primo test amichevole per la SME Caorle. Al termine di una settimana di lavoro intenso, in particolar modo sotto il profilo della parte atletica, i gialloblu hanno affrontato in un palamare rovente per il grande caldo il neopromosso Codroipo, in quella che è stata già una presa di contatto con le realtà del nuovo campionato. Nonostante i notevoli carichi di lavoro, Caorle ha regalato buone cose soprattutto nei primi tre quarti, i primi due vinti 22-15, mentre il terzo è finito 18-20 per gli udinesi, lasciando intravedere le caratteristiche di una squadra completamente rinnovata che sfrutta maggiormente le guardie in uscita dai blocchi e presenta maggiori occasioni di sfruttare le collaborazioni tra esterni e lunghi. Già in buona condizione l'ultimo arrivato Miljan Markovic, mentre per altri, come è normale in questo periodo, vi è da attendersi molto di più. Per quel che può contare di questi tempi, il finale ha visto Caorle prevalere per 73-62, dove nell'ultimo parziale il coach Andrea Ferraboschi ha ruotato tutti i giocatori in organico, concedendo minuti anche ai più giovani. Sabato prossimo nuovo probante esame ad Annone Veneto, con inizio alle ore 20, dove la SME affronterà San Vendemiano, quintetto ormai di categoria superiore, in una rivincita della sfortunata finale playoff. Beh sì, è chiaro, una partita svolta dopo una settimana di allenamento, tra l'altro con 2 allenamenti di basket, non può esprimere tante indicazioni. Sicuramente è stata utile da un punto di vista fisico-atletico, importante per cominciare a prendere il ritmo partita, e sicuramente abbiamo avuto occasione di vedere se sulle 2 o 3 cosette che avevamo messo in cantiere questa settimana c'era la possibilità o erano comunque valide per le nostre esigenze, e sotto questo punto di vista dico che abbiamo avuto delle buone indicazioni. Positiva la prova di Markovic? Sì, sicuramente una buona prova, sia la sua che quella degli altri giocatori. Sono contento per lui anche perché era importante per un giocatore straniero cominciare con il piede giusto in un contesto che d'altronde è completamente nuovo per lui. La preparazione che prosegue, quindi avrete ancora una settimana per così affinare un po' tutti i vostri schemi e presentarvi all'altro test importante con la Rucker in quel di Annone Veneto. Sì, la preparazione continua e domani riprendiamo proprio con un lavoro atletico, poi una nuova settimana dove ci alterneremo con parti di atletica e parti di basket, e avremo occasione di inserire cose nuove e di testarle contro una squadra che è di categoria superiore ormai, quindi contro San Vendemiano, e sarà un altro test importante.